Amici, bellissime notte, lo sapete bene, ma noi con calma dobbiamo fare tutte le cose belline perché abbiamo vinto a San Siro, abbiamo vinto al Meazza, abbiamo vinto col Milan. Attenzione, le famose tabelle, no? Perdevamo col Milan, però dovevamo fare almeno un pareggio con l'Atalanta, abbiamo perso con l'Atalanta, però abbiamo poi perso con l'Empoli. Facciamo un po' di recap perché parole di Spalletti, parole di Pioli che mi fanno perdere la pazienza, e poi ci sarà anche l'analisi tattica, quindi questo potrebbe essere video 1 di 2. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici belli, poi io vi devo pure chiedere scusa che purtroppo ieri era proprio la giornata della live. Ieri sarebbe stata una live, si dice ieri sarebbe stata, penso di sì, no? Non lo so, sarebbe stata una live importante da grandi numeri, ma la musica ha chiamato, ha bussato alla porta e io ho aperto, sono sceso e sono andato a suonare. Benvenuto Bruno Mollo. Io invece non mollo, purtroppo ho dovuto mollare la live, ma non mollo l'analisi delle parole, il recap di tutte le cose, e quindi voi lasciate i like. Credo, ancora non ho avuto il tempo di riguardare la mia stessa reaction, ma credo che ci siano numeri importanti, bravi, bravissimi. Vedete, come vedete ho cambiato un po' di cose perché le cose non stavano andando bene, e diciamo la verità, e anche un po' la scaramanzia ce la dobbiamo aiutare la fortuna, e quindi da una maglietta, la maglietta della trasferta in casa del New York City, Valerio 1926 like che potete lasciare così. Il Vesuvio che è quello che Spalletti lo ripete, il Vesuvio non è stata una cartolina. L'idea, no? Si parla di Spalletti perché poi dobbiamo parlare anche di questa cosa arbitrale, perché non posso sopportare certe frasi, Pioli eccetera eccetera, i tifosi dicano quello che vogliono, a me resta, cioè, vi faccio vedere solo una cosa, cominciamo a far vedere questo, no? Poi dopo ne parliamo bene con le parole di Pioli, ma andiamo con calma per ordine. L'idea dei piccoletti, ecco, Spalletti analizza la partita veramente al di là del risultato. Questo mi è piaciuto tantissimo come analisi di Spalletti, perché lui dice Petagna ci è servito molto perché ovviamente quando ti pressano tu puoi dargli palla addosso ed è stato bravo a mantenere tutti, insomma, aspetta, non si vede bene. Niente. Oh. Insomma, è chiaro, è stato bravo a mantenere i difensori, a girarsi, a far salire la squadra, però aveva l'idea Spalletti, gli allenatori hanno una visione di come può andare la partita, poi la sblocca subito e la partita si indirizza in un certo modo, e c'era proprio quest'idea: faccio uscire Petagna, oramai affaticato, se riusciamo a impostare un contropiede in un certo modo con un po' più di qualità, le entra Bobotka, c'è un as che può fare da raccordo, uno davanti, uno indietro, il vertice più avanzato e quello più basso, con Mertens, con Politano si poteva approfittare, e invece non siamo stati in grado. Quindi c'era anche questo rammarico da parte di Spalletti, perché lo sa che il pressing poi del Milan ha portato poi a quel gol annullato giustamente, con polemiche, ma ne parliamo con calma. E quindi l'analisi di Spalletti è molto onesta, dice bene, meglio alcune cose, la partita in equilibrio e tutto a posto, ma poi nell'analisi tattica vedremo anche gli XG, sarete sorpresi, chi non li conosce sarà sorpreso, anche perché se guardate certi highlights sarete molto sorpresi da questi XG. Ma andiamo per ora. JJ e Rachmani sono due colossi, e poi gli piace anche sottolineare la partita di Lobotka, è come godo, ma questo godimento sulle prestazioni individuali va nell'altro video. Dobbiamo andare per ordine, dobbiamo allattiamoci. Sporcare le traiettorie, bravo Spalletti, cosa che io ho apprezzato molto di Lozano, ma non mi parlare delle prestazioni individuali perché lo devo fare dopo. E poi Gulam ci ha dato una grossa mano. Attenzione, Spalletti parla per tutta l'intervista dell'importanza della fisicità, perché ci avevano loro, Ibrahimovic le ha prese tutte lui di testa, nonostante JJ e Rachmani abbiano fatto una grande partita. Quando Ibra si mette così, Malquit gli gira intorno, ma Ibra non si muove e la prende lui. La fisicità di Ibra, la fisicità di Giroud, la fisicità di Kessi, la fisicità di Romagnoli, di Tomori, c'era tanto da fare battaglia. Ed ecco che entra Gulam, anche se non ha la condizione per fare una partita, per fare avanti e indietro, ma almeno all'altezza, che se arriva una pallata può fare una spezzata di testa. E Gulam è proprio il discorso che faccio io di Manolas: lo devi vendere. Manolas sarebbe entrato in questa partita qua se l'avessi avuto ancora a disposizione.
andata bene, ci è andata bene, è proprio fortunato ADL. Inter, il rammarico, i 4 punti così, il rammarico per l'Inter, va bene, c'è il rammarico per l'Empoli, non per l'Inter, è chiaro che saresti potuto stare più vicino e va benissimo, ma Spalletti, voi non dovete ascoltare a me, non dovete ascoltare a Guido, non dovete ascoltare ai giornalisti, voi dovete ascoltare Spalletti. Spalletti dice: io vi ringrazio per la fiducia che ripone in noi, ma noi dobbiamo tornare a vincere le partite senza guardare gli altri come facevamo prima. Questo dobbiamo fare, il percorso, il vincere, l'abituarci a vincere, il non andare nella paura. Oh loco, sta crollando tutto. Benissimo. Con le seconde linee, perché alla fine con le seconde linee dobbiamo giocare, anche perché ritorna il discorso del mostro, questo mostro della Coppa d'Africa che ti fa scomparire i giocatori, i 4, lo sappiamo benissimo. Quindi la cosa più bella di questa partita è proprio la risposta di quelli che sono stati chiamati a dover sostituire dei colossi come Koulibaly, come Osimhen, poi lasciamo stare ovviamente Insigne, lasciamo stare Fabian e lasciamoli stare tutti, e però alla fine Mario Rui non è colosso ma è titolare di quella fascia a tutti gli effetti e lo devi adattare Di Lorenzo, ma lo vediamo dopo senza problemi. Di conseguenza, se i giocatori che entrano danno questa risposta, che a livello di carattere, di gioco di squadra, di stare sul pezzo e di non mollare un centimetro, l'hanno dimostrato. Poi ci sono dei problemi di qualità e l'abbiamo visto se facciamo un'analisi onesta della partita, il Milan avrebbe dovuto anche pareggiarla, per quanto mi riguarda. XG a parte, sarebbe stato più giusto un pareggio, non con quel gol che è irregolare, ma magari il colpo di testa di Ibra, il controllo di Ibra così così, il tiro di Florenzi, il tiro di Kessie, insomma qualcosina loro l'avevano creata più di noi abbiamo del rammarico con Petagna che è uno, ma dopo, questo è dopo, con calma così. Dopodiché sottolinea anche la cosa dei tifosi che si fanno il viaggetto per andare a salutare per un minuto i giocatori che lasciano dal San Paolo, dal Maradona e partono per la trasferta, i tifosi che applaudono, sono tutti segnali bellissimi di una coesione generale città-squadra che è importante se vogliamo giocarci qualcosa. Signori, qua io ve lo ripeto un'altra volta, il Napoli va in Champions se lotta per lo scudetto, se lotta per la Champions non si va, quindi noi dobbiamo lottare per lo scudetto per andare in Champions e lo dico e lo ripeto, l'ho detto e ci ripetiamo, solo così noi andiamo in Champions. Quando belle buone, maronna mia, forse ce la facciamo, non ce la facciamo, però almeno quelle 4 posizioni ce le siamo assicurate, proprio perché cerchi di raggiungere la vetta. Se ti allontani dalla vetta si ammosciano i giocatori, si ammosciano gli arbitraggi, si ammosciano una serie di cose, proprio la società, gli allenatori eccetera eccetera, forse gli allenatori meno di tutti degli altri, ma comunque questo è l'unico modo per il Napoli per entrare in Champions, che è fondamentale. Dopodiché la chiusura finale è che hanno trasformato questi giocatori nelle difficoltà in un'occasione per dimostrare, per mettere a posto quelle che erano le situazioni, perché una sconfitta, anche un pareggio non sarebbe stato ideale, io l'avrei benvenutato, perché comunque un pareggio a Milano non è da buttar via, ma prendiamoci la vittoria che almeno tiene un pochino più lontane la Juventus, la Roma e la Fiorentina che insomma ha perso 2 punti, quindi è importante così, è assolutamente importante così. Non mi piace poi la situazione di Pioli, che fa pure un'analisi onesta della partita, dice mi è piaciuto come abbiamo giocato eccetera eccetera. Poi diciamo che questa è stata la partita dove il Napoli è l'unica squadra che non ha concesso gol al Milan, diciamo anche questo. Dopodiché quando gli fanno vedere la situazione del gol dice ma quello non fa niente, non sta ostacolando. Allora chiariamoci un attimo, io sto aspettando anche le parole del nostro amico ex arbitro, ma purtroppo con i fusi orari non ci troviamo. Signori miei, fuori gioco è quando arbitro fischia, ma a parte le parole di Bosco, tu non è che devi fare fallo, cioè spieghiamoci bene, per essere attivo in un fuorigioco non è detto nemmeno che tu debba fare fallo, basta che tu stai lì e praticamente metti la preoccupazione ad un giocatore difensore che ti deve spazzare il pallone proprio perché ti ha alle spalle, quello significa essere attivo. Allora tu ti devi completamente disinteressare, non ti disinteressi, perché vediamo dallo screenshot si vede bene
bene, che alza la gambetta, Giroud, proprio per cercare di prendere il pallone per darla a un suo compagno, anticipato da Juan Jesus, che però è da terra, perché proprio che è da terra che deve intervenire, è attivo al 100%, ma se non volete ascoltare il regolamento, dove è attivo, non deve fare fallo, non deve neanche disturbare, la sua presenza che cerca di giocare il pallone non disinteressandosene lo rende attivo ed è fuori gioco netto. Prima cosa. Ma seconda cosa, proprio guardiamo uno dietro all'altro. È uno. Ok? È uno. Le notifiche del canale Telegram, c'è Fabio Versatile che non la finisce. E 2. Proprio ok. E 3. Che volete più? Era fallo. Ed è questo. E io, se vedete la reaction, io chiamavo più il fallo che il fuorigioco, perché non l'avevo visto il fuorigioco. Ma questo è fallo tutta la vita. Se lo trascina a terra, proprio gomiti strangolate, eccetera, eccetera. È fallo. Devi chiamare il fallo in attacco, fallo di confusione che chiamano a tutte le grandi squadre, a noi no. Per fortuna il VAR si è reso conto, ma probabilmente hanno cominciato a guardare per un tentativo di fallo di mano, una cosa del genere, che c'era il dubbio, anche perché la Paramount Plus a un certo punto dice è fallo di mano. No, siete confusi, siete in anticipo con il sincrono e state dicendo delle stupidaggini che sono finite anche negli highlights. Hanno postato gli highlights estesi di 21 minuti, tutto sostituzioni, senza tagli giusti. Siete ubriachi e ve lo devo dire a tutti. E anche negli highlights c'è l'audio fuori sincrono. Ancora deve battere Zielinski, gol di Elmas. No, proprio non ci siamo. Rovini proprio tutta l'esperienza del calcio. Io pago, quindi protesto. Quindi, signori miei, non vi azzardate proprio. Per precisione aggiungiamo anche che il gol di Elmas viene da un calcio d'angolo che viene da una rimessa laterale dubbia, dove credo che Lozano tocchi il pallone e non Ballo Touré, quindi le diciamo tutte le cose. Probabilmente quel calcio d'angolo non sarebbe mai arrivato se non ci fosse stato la rimessa laterale, eccetera eccetera, ma possiamo tornare indietro alla grande. Il fallo che magari fai su Demme o su Malquit non l'hai chiamato, quindi l'azione si sviluppa. Come volete, le diciamo tutte. Se mi fate un bel dossier io ve le commento proprio tutte le cose, perché le abbiamo viste in diretta con onestà. C'era anche un altro evidente calcio d'angolo per il Napoli non dato e c'è confusione là, non si è capito cosa hanno chiamato, non mi pare ci fosse fuorigioco, quindi un altro calcio d'angolo che magari poteva essere il 2-0. Siamo bravi sui calci piazzati. Che si fa? Poteva essere il 2-0, ah no, sarebbe stato l'1-0 perché il primo non doveva esistere. Non va bene così. Non va bene che il Napoli non può avere una vittoria pulita. Andiamoci a vedere l'analisi tattica con tutta calma nel prossimo video tra qualche ora, e chissà se poi esce pure una live, veramente non lo so. Da New York, Valerio Fluido non è tutto. Forza Napoli sempre. A voi i commenti, fate i bravi, fate i bellini. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.